Un'iniziativa che afferma anche un modello di società a cui noi assolutamente crediamo e proponiamo, che è quello del valore delle persone contro il mondialismo, contro il sistema di mercato che evidentemente condividiamo, ha un suo valore ma non può mai sopraffare quell'unico giorno, quell'unico tempo in cui famiglie dove sia madre che padre lavorano hanno difficoltà a stare in pace con i propri figli. È un provvedimento che vuole difendere i nostri valori, la nostra identità, a partire dalla famiglia, ma anche fare in modo che non ci sia una concorrenza esagerata verso i negozi, i piccoli esercizi commerciali nei quartieri e nei centri storici. Noi riteniamo che la grande distribuzione con aperture ingovernate tutto il tempo dell'anno crei difficoltà a questi esercizi di reggere la concorrenza e portandole alla chiusura. Noi questo non lo vogliamo perché rappresentano anche loro un valore per il nostro territorio. Una mozione per chiedere che la domenica non si lavori. Normalmente l'hanno a me chiesta le associazioni di categoria dei piccoli esercizi, ma soprattutto il sindacato. Questa volta la novità è che ci viene sottoposta dal tavolo permanente per la famiglia, perché sono le famiglie che devono essere messe al centro, quelle dei lavoratori che hanno diritto al riposo e quelle di chi vuole fruire di un tempo che non sia solamente quello del consumo. Oggi vogliamo riscrivere anche questa norma. Nel 2011 è stata fatta una liberalizzazione eccessiva, bisogna tornare a un minimo di rispetto. Il tavolo permanente ha una funzione fondamentale in questo momento perché raccoglie 25 associazioni che lottano per la famiglia e per la vita, direi anche i valori non negoziabili, e la sua efficacia non è soltanto quella di agire in una funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ma anche quella di rapportarsi con le istituzioni per raggiungere un obiettivo preciso e dei risultati concreti a livello politico.